Si intitola Marco, l'ultima bandiera, il docufilm sull'ultimo portabandiera del patriarcato di Aquileia, Marco di Moruzzo. L'opera è prodotta da Arlef. Racconta una vicenda non da tutti conosciuta, ma fondamentale per la storia non solo del Friuli, quella dell'ultimo portabandiera del patriarcato di Aquileia, Marco di Moruzzo. Il docufilm Marco, l'ultima bandiera, prodotto da Arlef e presentato in regione a Udine alla presenza del regista Marco Fabbro. Abbiamo iniziato a scrivere l'anno scorso, da marzo dell'anno scorso, la sceneggiatura, dopodiché siamo andati a fare le riprese lo scorso autunno, inizio inverno. Abbiamo coinvolto veramente tante persone, almeno 250 persone, tra armigeri, comparse, comunque gli attori che dovevano interpretare tantissimi personaggi. Il documentario, che andrà in onda su Rai Storia, approfondisce un evento rimasto celato per 500 anni e tornato alla luce solo nel recente passato, nel 1986, durante un restauro, grazie ad una lettera rinvenuta tra le pagine di un libro conservato su uno scaffale della Casaforte Brunelde di Fagagna. Marco di Moruzzo fu l'unico nobile ad opporsi all'invasione di Venezia attorno al 1420. Un documento importante per tutti i friulani, ma anche per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla storia del Friuli e alla lingua friulana, perché c'è anche la versione in lingua friulana. È qualcosa di estremamente lungimirante, credo. Gli approfondimenti storici alla base del docufilm sono del professor Franco Cardini, medievalista e saggista, e di Alberto Travain, autore e curatore di vari saggi sulla figura di Marco.